siamo qui alla Casa della Cultura dei Giovani, dove grazie alla sensibilità del responsabile, il dottor Sasa Mendoza, e con patrocinio del sindaco De Magistris e ovviamente la identica e veramente prestigiosa sensibilità e il supporto dell'assessore ai giovani, dottoressa avvocato, anzi Alessandra Clemente, il sottoscritto appunto Massimiliano Verde presenta la possibilità di presentare e realizzare il primo corso di lingua e cultura napoletana che segue le competenze richieste dal quadro di riferimento europeo per l'apprendimento delle lingue, che significa QCER. Il corso si svilupperà secondo le competenze richieste dal quadro normativo europeo per apprendere le lingue e produrrà, quindi non soltanto perché è patrocinato dal sindaco De Magistris, quindi un elemento così istituzionale, ma produrrà un vero e proprio certificato a fine corso previo del superamento di esami di conoscenza della lingua napoletana, e quindi sarà un fatto storico perché per la prima volta avremo un certificato internazionale e istituzionale grazie al patrocinio del dottor De Magistris e alla sensibilità dell'assessora Clemente di lingua napoletana, che andrà a, diciamo così, a essere uno strumento per poter recuperare, si spera anche all'interno delle scuole campane, oltre che napoletane, la nostra lingua napoletana che tanto, diciamo, ha dato all'umanità in tutte le espressioni, da quelle letterarie, poetiche, enogastronomiche, eccetera. Infatti il corso si chiama Lingua e Cultura Napoletana. Il corso si tiene sempre alla Casa della Cultura dei Giovani di Pianura, via Trottole, il mercoledì e il venerdì. Il mercoledì 18-19, il venerdì a ora, ma credo che non ci siano cambiamenti, salvo appunto possibili eventuali, dalle 16 alle 17. Frequentare questo corso significa riappropriarsi di un patrimonio linguistico che ha dato, come dicevo prima, tutta l'umanità, dalla canzone alla musica, all'enogastronomia, babà, maccherone, pastiere, camemondo, una lavorativa greca, ecco, se già la pizza, i spaghetti, la marò, sono tutte genialità napoletane espresse in lingua napoletana. Pertanto chi viene al corso potrà riappropriarsi non soltanto del proprio linguaggio, quindi la propria lingua in maniera ortograficamente e grammaticamente corretta, secondo la lezione di vita di Jandol, il professor Cavaiando e Raffaele Bracali, ma potrà quindi riappropriarsi della propria storia e quindi pedagogicamente del rispetto che debbono alla loro storia, a loro stessi come napoletani e alla loro terra neapoletana.